Buongiorno a tutti, possiamo cominciare a prendere posto. Cominciamo il nostro culto. Se tu hai portato la tua Bibbia, puoi alzarla sopra la testa. Ok, anche una Bibbia elettronica, va benissimo. L'importante è avere la parola, la nostra spada a portata di mano. E ti invito ad aprire la tua spada in Giovanni capitolo 1. Possiamo alzarsi in piedi? Giovanni capitolo 1. E noi leggeremo 2 versetti. Giovanni capitolo 1, leggeremo prima il versetto 1 e poi il versetto 14. Ok? È un testo molto famoso, ma che sicuramente parlerà al tuo cuore questa mattina. E dice così: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Andiamo al versetto 14, dice così: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come di unigenito dal Padre. Questi 2 versetti ci insegnano una cosa molto interessante, no? Quando noi parliamo della parola di Dio, la parola di Dio non è soltanto la Bibbia, no? Questo testo ci dice che la parola di Dio è almeno 3 cose. La Bibbia, ossia l'espressione verbale di Dio, è Dio stesso ed è anche Cristo Gesù, il Signore, che è stato fatto carne. Allora adesso ho da farti una domanda. Chi di voi, come me, è mai stato innamorato nella sua vita? Alzi la mano, per favore. Ok. Che cos'è l'innamoramento? È una cosa che ogni cosa gira attorno a quello, è vero o no? Se tu prima di addormentarti pensi al tuo amato, pensi alla tua amata. Se tu vai in bagno, pensi al tuo amato, pensi alla tua amata. Ogni cosa che tu fai ti riporta alla mente a quell'innamoramento, quella persona che ti ha fatto, diciamo così, friggere il cervello, in poche parole, no? Ed è interessante che il tuo amato ogni giorno, che si chiama Cristo Gesù il Signore, la parola di Dio ti chiama, ok? È interessante che noi possiamo venire al culto, possiamo andare allo studio biblico e il tuo amato ti chiama ogni volta. Se tu manchi un appuntamento con il tuo amato, non stai mancando un appuntamento con Dio. Allora io ti voglio fare un'ultima domanda prima di cominciare il nostro culto. Sei appassionato del tuo amato? Non ti sto dicendo se tu stai frequentando gruppi di preghiera oppure studi oppure culti. Sei appassionato del tuo amato? Il tuo amato ogni giorno dice vieni. Ti ricordi quella canzone antica che dice vieni così come sei per adorare? Vieni, sposa mia. Il tuo cuore è predisposto questa mattina ad amare il tuo Dio, ad amare la parola che si è fatta carne. Se io manco a questo appuntamento, manco un appuntamento con Dio. Ogni volta che io apro la parola di Dio, ho un appuntamento con Dio. Ogni volta che io partecipo a uno studio, Dio mi sta chiamando. E io credo che quando manchiamo l'appuntamento, il cuore di Dio si rattrista. Ma noi siamo qua per dire stamattina, no? Signore, io non voglio rattristarti, io voglio gioire insieme a te. Amen, Chiesa. Possiamo partire con questo cuore innamorato del nostro Signore? Possiamo partire con questo spirito di adorazione? Partiamo con questo spirito di adorazione. Io sono sicuro che il Signore ha molte cose da fare nel nostro cuore, nella nostra anima stamattina, ok? Preghiamo che Lui possa aiutarci a metterci in sintonia con il suo spirito e lascia che lo spirito fluisca. Abbassa le tue barriere
e lascia che la parola di Dio ti parli, ok? Preghiamo, chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con il tuo Signore. Nostro Dio, nostro Padre, la santa parola è stata fatta carne. I tuoi pensieri si sono materializzati in Cristo Gesù il Signore. E noi siamo qua, Signore, per adorare quel Cristo che ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Tante volte, Signore, noi aspettiamo, attraverso un discorso, di capire qual è la tua volontà. Ma quando noi portiamo la mente ai gesti di Cristo, anche un semplice gesto suo ci parla. Sulla croce il nostro Signore ha compiuto un atto che ci deve parlare. Ci parla di salvezza, ci parla di vittoria, ci parla di vita eterna. Ed è lì, Signore, che noi stamattina vogliamo venire, innamorati di te, Signore, innamorati del tuo messaggio, pieni di gioia, Signore, per quello che tu sei e per quello che tu fai. Grazie, Signore, per ogni singola promessa che tu ci hai lasciato scritta, perché io so che tu le compierai tutte. E che questa mattina, Signore, se c'è qualcuno qua che ha bisogno, Signore, di una guarigione dell'anima, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, il Signore, che è Signore sulle nostre vite, di guarire, Padre. Io ti chiedo nel nome di Gesù che se ci sono delle influenze maligne sulle vite di qualche mio fratello, qualche mia sorella, io ti prego di spezzarle nel nome di Cristo Gesù, perché la tua parola ha promesso che le porte dell'inferno e dell'Ades non possono vincere la tua Chiesa. È così che tu hai detto, Signore, e questa promessa è valida per noi oggi. Signore, io ti consegno, Padre, questo tempo di culto nella tua presenza, e che ogni persona qua, tutti noi che siamo il tuo gregge, possa ascoltare senza riserve, Signore, la voce del nostro pastore Cristo Gesù, il Signore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Ti chiedo di girarti, di dare un saluto al tuo fratello, una parola di benedizione nel nome del Signore. Riceve la nostra adorazione, Signore, questa mattina, Padre, perché noi sappiamo, Signore, che la tua presenza è in mezzo a noi. Continua, Signore, riceve la nostra adorazione. Alleluia. Tu sei qui, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in questo luogo, adoro te, adoro te. Tu sei qui, Signore. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in questo luogo, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore,
miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 tu sei, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Miracoloso, tu mi conduci, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. Tu sei meraviglioso, Dio di promesse, luce nel buio. E per questo noi cantiamo insieme. Alziamo le nostre voci, Signore, questa mattina, lodiamo il tuo nome, perché tu sei degno di ogni lode e di ogni onore. Con gioia! Lodiamo il tuo nome, Signore. Cantiamo insieme a Re, ci incliniamo e adoriamo Gesù.
ha vinto la morte, degno è l'anello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'anello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'anello di Dio, santo, 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 Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando in tesi me, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Grazie. Grazie del tuo amore, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci hai dato a noi, ha dato il suo figlio, tuo figlio, Signore, per darci la vita, per darci, Signore, la salvezza. E noi questa mattina, Signore, alziamo le nostre mani, Signore, con le nostre debolezze, Signore, con le nostre difficoltà. Ma, Signore, guarda ognuno di noi, Signore, guarda, Signore, nel cuore. E riceve, Signore, la nostra adorazione, Signore, perché noi amiamo te, Signore. Lodato sia il tuo nome, Signore, in questo luogo, Padre. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà, c'è luce intorno a te, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio, canta che Dio grande Dio, si vedrà che grande Dio, il nostro Dio.
Dio grande è Dio, si vedrà che è grande è Dio, è il nostro Dio. La Chiesa, Dio grande è Dio, Canta che Dio grande è Dio, si vedrà che è grande è Dio è il nostro Dio. alleluia, tuo nome, Signore. Lodato sia il tuo nome, Signore, in questo luogo. Amém. Amém. Potete sedere. Sì, ok. Che dichiarazione importante che abbiamo fatto con questo canto, no? Tutto sei per me. A volte noi come esseri umani dobbiamo renderci conto di quello che diciamo. E Gesù, io ti seguirò fino alla fine, no? Vi ricordate le parole di questo discepolo? E dopo, quando è venuto il momento della difficoltà, io non lo conosco quello lì. Il nostro amico Pietro, no? Che ha rinnegato il Signore Gesù. Voglio cominciare questo sermone con una dichiarazione di un grande predicatore dei nostri tempi. Ovviamente non dirò il nome, ma vi dirò quello che lui ha detto, che è importante che noi mettiamo bene nella nostra testa. Lui ha detto così: io sono andato in seminario e ho cercato di prepararmi per difendere il Vangelo, ma mai mi sarei aspettato di difendere il Vangelo dagli evangelici. Ossia, i cattivi predicatori, i cattivi operai sono tra di noi. E d'altronde tu prova a pensare a una cosa: il parassita c'è dove c'è la vita, il parassita non c'è dove c'è la morte. E in ogni lettera degli apostoli nel Nuovo Testamento tu troverai che specialmente l'apostolo Paolo, ma anche gli altri apostoli, parlano di cattivi operai, di cattivi predicatori, di parassiti spirituali che sono nelle chiese e che fanno del male alla sposa di Cristo. Ma sai una cosa? Io mi devo preoccupare non tanto che quelle persone sono nella Chiesa, perché è normale che sia. Quando Gesù ha detto in quella parabola, no? Raccontando quella parabola: maestro, tu hai seminato il buon seme, ma là c'è, insieme al buon seme c'è la zizzania. E il Signore ha detto: lascia stare la zizzania. Un giorno, quando sarà il momento del giudizio, la raccoglieremo, ma non adesso, non separarla dal grano buono, perché altrimenti anche il grano buono viene buttato via. La nostra preoccupazione deve essere che cosa noi ascoltiamo, che cosa noi mettiamo nel nostro cuore, qual è la buona parola che ogni giorno noi dobbiamo mettere nella nostra mente, nella nostra vita e nella nostra pratica quotidiana. E dobbiamo distinguere, come fanno quei banchieri che facevano una volta, no? Che per allenarli mettevano in un mazzo di 100 soldi di carta, mettevano 2 o 3 soldi falsi. E questa è una tecnica antica, no? E poi li bendavano e li facevano scorrere questi denari, no? Finché loro trovavano quel denaro falso, e dovevano sviluppare quel tatto, no? Al denaro falso, che aveva delle cose, piccole imperfezioni rispetto ai soldi veri, e dovevano scartarli. Questo dobbiamo fare noi
tanto di più con la parola di Dio, ok? E io vorrei predicare proprio su questo tema: cattivi predicatori e buoni predicatori, o cattivi operai e buoni operai. Ma prima vorrei pregare perché il Signore possa amministrare il nostro cuore, ok? Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore, perché ogni giorno noi mettiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, andiamo su internet, leggiamo studi, ascoltiamo prediche e ci informiamo, troviamo di tutto là, ma noi dobbiamo trovare la buona parola, il buon predicatore, colui che ci amministra la buona parola di Dio. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché, Signore, attraverso quello che è registrato nella Sacra Bibbia, noi possiamo fare la differenza tra il sacro e il profano, tra la falsità e la verità, tra i cattivi predicatori o cattivi operai e i buoni predicatori e buoni operai. E ti chiedo, Signore, che tu possa farci uscire di qua questa mattina con questa consapevolezza che quello che abbiamo ascoltato viene da te e che noi possiamo fare la differenza tra ciò che è buono per noi e cattivo per noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Filippesi capitolo 3, versetto 1 a 6, è questo il testo base che noi useremo, ma useremo anche altri testi, e dice così: l'Apostolo Paolo, scrivendo a Filippi dal carcere: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'8° giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Allora l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Filippi: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Ossia, c'era una setta al tempo dell'Apostolo Paolo che si era intrufolata nella Chiesa, che era una setta pseudo-giudaica, no? Che aveva delle attitudini religiose esteriori con una dottrina che era molto simile a quella del Vangelo, che però creava dei serissimi problemi. Perché? Perché era il 90%, forse il 95%, forse il 99% Vangelo, ma 1% corrispondeva a idee umane, idee carnali che facevano male al popolo di Dio. Non a caso l'Apostolo Paolo dice: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai. I cani non sono i cani nel vero senso della parola, i cani erano animali impuri, ossia lui si riferiva a dei predicatori che predicavano una cattiva dottrina, un cattivo Evangelo, un Vangelo diverso da quello che lui aveva lasciato in tutte le chiese. E io insieme a voi stamattina vorrei amministrare e pensare, approfondire almeno 3 caratteristiche di questi cattivi predicatori o cattivi operai o cani, come li chiama la parola di Dio. Una parola molto forte, ma è quella che usa la parola di Dio. E la prima caratteristica è questa: i cattivi operai o cattivi predicatori fanno un uso parziale della parola di Dio contro il completo consiglio di Dio. E voglio leggervi un testo che si trova in Matteo capitolo 4, che è quello sulla vostra sinistra. Guardate che cosa fa il diavolo, state attenti che cosa fa il diavolo. Allora il diavolo portò a Gerusalemme Gesù, in questo caso, no? Qua si parla della tentazione di Gesù, e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da qui, perché cosa c'è scritto lì?
perché sta scritto. Ossia, attenti a quello che sta dicendo la parola di Dio. Il diavolo va da Cristo Gesù, che era la parola fatta carne, usa la Bibbia e gli dice: Gesù, fai quello che ti dico io perché sta scritto. Ci rendiamo conto di quello che stava succedendo con Cristo? Allora ti faccio qua una parentesi. Se il diavolo è andato da Cristo tentandolo con una porzione della scrittura, tu pensi che il Satana non faccia la stessa cosa con te? E come se lo fa? Perché lui conosce benissimo le necessità umane, conosce benissimo la parziale conoscenza che noi abbiamo della parola di Dio, e lui viene da te con la parola di Dio e ti dice: fai questo perché la scrittura ti dice questo. È una cosa terribile quello che noi stiamo leggendo qua. Cari miei, nel mondo spirituale la tua anima è oggetto di due padri. Il padre vero che tu hai, che si chiama Cristo Gesù il Signore, che vuole darti il completo consiglio di Dio, e Satana che ti viene con una porzione della scrittura e ti dice: prendi dalla vita quello che vuoi perché sta scritto così. Perché ti posso assicurare una cosa: nella parola di Dio tu puoi fargli dire quello che vuoi, basta estrarre un testo dal contesto. I testimoni di Geova non usano la scrittura, sì o no? Usano. E sai perché la usano? Perché una parte della scrittura la estraggono dal testo e gli fanno dire quello che vogliono. I mormoni non usano la scrittura, è come se la usano, ma estraggono il testo dal contesto. Io e te, se vogliamo, oggi possiamo fondare una nuova religione basata sulla parola di Dio, che non ha niente a che fare con il Vangelo. Cari miei, perché i pastori sono quei birichini, chiamiamoli così, quei insistenti, che ti dicono sempre: fratello, sorella, stai avendo un tempo quotidiano con la parola di Dio, perché noi sappiamo come Satana fa, perché noi sappiamo qual è il metodo che Satana usa. Noi non abbiamo una visione completa del consiglio di Dio, ed è per questo che è necessario che ogni giorno andiamo nella presenza di Dio. All'inizio ti ho chiesto: sei innamorato di Dio? Vai all'appuntamento giornaliero che tu hai con Lui, perché ti posso assicurare che se tu non fai questo tu ti innamorerai di un altro Dio. Grandi predicatori della storia, grandi teologi della storia, Origene è uno di questi, un grande teologo dei primi secoli, a un certo punto è stato deviato in una falsa dottrina che diceva che Gesù era metà Dio e metà uomo, ed era una natura mescolata l'una con l'altra. Poi verso la fine della sua vita si era avveduto, e se un grande teologo come lui è stato ingannato dalla parola di Dio, parziale, tu vuoi che Satana non venga da te e non ti inganni? Negli anni '80 nel mondo, cominciando dagli Stati Uniti, è cominciata a sorgere una dottrina che si chiama la dottrina della prosperità. La dottrina della prosperità dice, usando testi biblici, che se tu non sei ricco, che se tu non sei in salute, che se tu non hai successo nella vita, tu non puoi essere un figlio di Dio e non hai lo Spirito Santo di Dio. Pastore, ma com'è possibile che la gente creda a questa pazzia? Allora ti posso dire una cosa: tu sei, guardami bene quello che ti sto dicendo, tu sei in una chiesa dove viene predicata la buona dottrina, e glorifica Dio per questo, perché io so che da questo pulpito non usciranno eresie. Finché ci sono io, il pastore Caio e il pastore Mario, non usciranno eresie, perché noi predichiamo la vera parola di Dio. Ma sta attento a quello che guardi su internet, sta attento, perché i predicatori usano parte della parola di Dio, e qua farò il nome e cognome, ok? C'è un signore che si chiama Ed René, e so che deluderò qualcuno stamattina, un predicatore brasiliano, che ultimamente ha detto: la parola di Dio, la Bibbia, è obsoleta, bisogna aggiornarla. Misericordia, che vergogna! Un predicatore che è pieno di soldi, che dice che la parola di Dio è obsoleta, mi vergogno di lui. Un altro signore, anche questo farò nome e cognome, si chiama Benny Hinn. Qualcuno è appassionato di Benny Hinn, no? Quello che si toglie la giacca e col vento della sua giacca fa cadere tutti per terra. E io dico: la parola di Dio dove parla di questo? Dove? C'è in qualche posto che tu trovi questa situazione?
E io dico misericordia di Dio. Qualcuno mi vedrà un po', tra virgolette, alterato stamattina, ok? Ma io quando mi toccano la parola di Dio, il mio cuore, gente, già ha fatto i suoi scherzi, no? Ma quando sento certe cose io non riesco a stare tranquillo, perché so quanto il gregge di Dio è delicato, quanto la psiche dell'essere umano è delicata e quanto Satana cerca di mettere nella tua testa delle dottrine parziali per farti avere una vita veramente misera, biblicamente parlando. E questo Satana tenta Gesù, e grazie a Dio ovviamente Gesù risponde con la parola di Dio completa e vince sulla tentazione dicendo: egli darà ordine ai tuoi angeli, questo è sempre Satana che parla, a tuo riguardo di proteggerti, essi ti porteranno sulle mani perché tu non urti col piede. Vattene via da me, Satana. Gesù risponde: perché sta scritto. Vai a leggere tutto il capitolo 4 di Matteo, meraviglioso. Gesù parla rispondendo con la totale parola di Dio. Per questo l'Apostolo Paolo in Atti degli Apostoli, parlando alla chiesa di Efeso, dice: perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro dal sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Tutto il consiglio di Dio. Sapete, una delle responsabilità dei pastori è annunciarti tutto il consiglio di Dio, perché se io non lo faccio il Signore mi viene a tirare le orecchie e mi chiederà conto del sangue di persone che hanno creduto a false dottrine. Sapete, il pastore, sono 3 ministeri pastorali che comprendono tutto il ministero pastorale, che sono il pastore, l'anziano e il vescovo, ok? Questa parola vescovo che so che è un po' difficile da ingoiare, ok? La parola vescovo, episcopos, nel greco significa sorvegliante, ok? Pastore è quello che sta davanti al gregge, che conduce il gregge. Episcopos è sorvegliante e anziano, presbiteros vuol dire anziano, vuol dire colui che ha esperienza con Dio, che ti può consigliare. Questi sono i 3 ministeri di un pastore, ma quello che mi preme di più dirti stamattina è sorvegliante, ok? Io sono colui che insieme al pastore Caio e al pastore Mario sorvegliano le dottrine che entrano nella Chiesa, e se noi non lo facciamo Dio ci prende per le orecchie. E io voglio che tu, come me, possa conoscere la piena dottrina di Dio, perché se tu conosci la piena dottrina di Dio sei una persona libera, sei una persona che può determinare cosa è giusto e cosa è sbagliato, che cosa è falso e cosa è vero, e nessuno potrà ingannarti. Quindi l'Apostolo Paolo dice: oggi sono puro dal sangue di voi tutti, perché io vi ho detto tutto quello che necessitava. Sapete, c'è un versetto che quando entro in qualche casa, no? È il privilegio dei pastori è entrare nelle case di tutte le persone, no? E la prima cosa che io faccio sono guardare i quadri che ci sono appesi e i libri che ci sono in libreria, sempre, è una cosa che è inevitabile. E quando io comincio a vedere dei versetti biblici applicati al muro, a volte io tremo, e vi spiego il perché. Chi è che conosce quel versetto famosissimo che è appeso in tutte le case? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, vero? Bellissimo versetto. E io mi chiedo, sarà che noi abbiamo capito veramente il senso di questo versetto? Perché se io lo prendo così fuori dal contesto, questo testo biblico mi dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, un versetto di potere, è vero o no? È vero o no? E l'Apostolo Paolo lo scrive dalla prigione e dice: io posso ogni cosa che mi fortifica, in colui che mi fortifica, vero? Quindi io posso uscire dalla prigione, è uscito dalla prigione. Io posso fare in modo che il giudizio su di me venga cancellato e io sarò innocente. L'ha fatto? Allora di cosa parla questo versetto? Di cosa sta parlando questo versetto? Basta che tu vai un versetto indietro. Questo versetto non parla di potere, parla di libertà dalle circostanze. Perché dice: io posso mangiare, ma posso stare anche digiuno. Io posso essere libero,
ma posso anche essere in carcere. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, ossia io posso sopportare qualsiasi situazione nella mia vita perché Cristo è con me. E questo versetto parla di libertà, non parla di potere. E ci sono delle persone che quando guardano quel versetto, Signore, io ho una malattia, però io posso guarire dalla malattia. Puoi, ma non è detto che succeda. Però io posso vivere indipendentemente da quella malattia. Stai capendo quello che ti dico? E il diavolo è furbo, cari miei. Perché se tu prendi quel versetto fuori dal contesto, ti farà mettere in dubbio due cose: la tua fede e la fedeltà di Dio. Ma il Signore dice: io posso ogni cosa, io posso affrontare qualsiasi cosa nella mia vita. Perché? Perché Cristo è con me. È questo che vuol dire quel testo, ma noi siamo abituati a prendere un testo, estrarlo dal contesto e farne un pretesto. È questo che noi facciamo. Cari miei, vedete com'è importante che noi conosciamo bene tutto il consiglio di Dio. Leggi la parola di Dio, stai col tuo gruppo di studio. Vi chiedo per favore, fratelli, con tutto il mio cuore, il Signore ogni settimana nei nostri gruppi di studio prepara un banchetto spirituale. Ok? Il tuo Signore ti chiama a quel banchetto, tutto è pronto. E quando tu dici di no, tu pensi che lo Spirito Santo gioisca? Tu stai rinunciando a un invito del tuo Signore, del tuo innamorato. Questa, scusatemi, ce l'avevo qua, non potevo non dirla. È così, cari miei. Dobbiamo andare alla presenza di Dio per ascoltare tutto il consiglio di Dio. Prima caratteristica, uso parziale della parola di Dio contro il completo consiglio di Dio. Caratteristica numero 2 dei cattivi predicatori: creando divisioni contro promuovendo unità. Guarda cosa dice questo testo di Romani capitolo 16, è una lettera scritta agli italiani, non a caso. E dice così: ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù, ma il proprio ventre. E con dolce e lusinghievole parlare seducono il cuore dei semplici. Guarda, questo testo biblico è una ricchezza enorme. E ti dico anche il perché. Perché qua ci dà due chiavi che ci fa capire come Satana entra nella vita delle persone, seduce la vita delle persone e fa in modo che quelle persone vivano una vita lontana dalla parola di Dio. La prima caratteristica di Satana attraverso i falsi profeti, i falsi predicatori, i nemici della croce, i cani o cattivi operai, chiamali un po' come vuole, è l'arma della lusinga. Le persone che lusingano, ti chiedo per favore, stai attento alle lusinghe. La parola di Dio in Proverbi dice che chi fa le lusinghe tende davanti ai piedi una rete in modo che il figlio di Dio cada. È una parafrasi, non sono le parole esatte, ma questo è il senso. Stai attento alle lusinghe. Io sto cominciando a diventare allergico, ve lo dico subito. Non è che mi dispiace quando qualcuno viene da me: pastore, hai fatto una bella predica. Ok, ci sta. Ma quando tu vedi che la persona arriva con quel sorrisino, no? Mai è venuta da te e non è neanche tua amica, e comincia a fare a fare un bel massaggio alla tua carne: pastore, no? Io comincio a farmi diventare l'epidermide arrossata, perché io so che il nemico è lì con una lusinga per cercare di farmi cadere nella mia carne. Attento alle lusinghe, perché quando la persona ti lusinga, subito dopo ti chiederà qualcosa. L'apostolo Paolo, appena usciva dalla chiesa,
ancora non aveva visitato la chiesa di Romani, ma noi vedremo poi nella chiesa di Corinto, no? Che era una chiesa tipica. Appena lui usciva, ok? Ed è interessante cosa è successo nella chiesa di Corinto. Lui ha scritto 4 lettere, di cui soltanto 2 sono arrivate, soltanto 2 sono diventate canone del Nuovo Testamento. Appena lui usciva da questa chiesa, ed è la chiesa a cui ha dedicato più tempo, entravano i cani e i falsi operai. Che cosa facevano? Cominciavano a lusingare i fratelli. E dopo cominciavano a predicare un Vangelo molto simile a quello del Vangelo che lui aveva predicato, e queste persone si accaparravano il gregge. E se tu vai a vedere la chiesa di Corinto, era una chiesa talmente complicata che l'Apostolo Paolo ha scritto 2 lettere, 31 capitoli in totale, una chiesa che era un caos totale. Perché? Perché le persone cedevano alle lusinghe. Attento alle lusinghe. Perché Satana fa così, ti lusinga per chiedere qualcosa da te e viene attraverso una persona che forse è anche tua amica vicino a te. Attento. Ma l'altra cosa, oltre che alla lusinga, qua parla di un'altra tecnica diabolica per predicare un falso evangelo, che è quello della seduzione. Quando parla di seduzione, che cosa parla? Di estetica. Parla di estetica, ossia persone brave a parlare, persone brave a sviluppare un ragionamento con la tua vita. E guarda, se questo non è diabolico, ti ricordi che cosa è successo ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden? Con cosa il diavolo ha fatto cadere l'uomo? Con un ragionamento. Ma cosa Dio vi ha detto a riguardo del frutto della conoscenza del bene e del male? No, veramente, guarda, ci ha detto, e già lì era sbagliato. Ossia, Eva è entrata in un dialogo, ok? C'è una seconda cosa che lui ha fatto. Ma veramente Dio ha detto così? La seconda D, perché se la prima è D di dialogo, e la seconda è il dubbio. E dopo il dubbio, che cosa avviene? La terza D, il desiderio. E la quarta D, sai qual è? La disobbedienza. Quindi dialogo, dubbio, desiderio, disobbedienza. Dove siamo oggi attraverso questo ragionamento che abbiamo fatto con Satana? Perché lui è estetico. Ed è interessante che quando Eva ha guardato quel frutto dice, stai attento a quello che ti dico io adesso, che era bello e gustoso da mangiare, ossia con i suoi occhi ha cominciato a vedere un'estetica completamente diversa da quello che in realtà era. Non ha visto la morte che c'era dietro quel passo che loro avrebbero fatto. Allora ti voglio lasciare questo detto, che non è un mio detto, ma è un detto molto saggio, ok? Lusinghe ed estetica, stai attento a persone che si fanno vedere e che parlano bene. Sai perché? Perché sono un agente di Satana. Posso dirti una cosa? Attento a 2 cose qua. Un detto che ti voglio dire, che vorrei che tu registrassi bene nella tua mente. Grandi uomini di Dio, ovviamente quando dico uomini parlo anche di donne. Grandi uomini di Dio parlano di progetti. Uomini normali di Dio parlano di fatti. Ma c'è una terza cosa. Uomini mediocri parlano di altri uomini. Stai capendo quello che ti dico? Quando tu parli con una persona, tu vedi subito se quella persona vuole costruire qualcosa o se lui sta parlando di altre persone. Stai attento a quelli che parlano di altre persone. Perché i grandi uomini di Dio, le grandi donne di Dio parlano di progetti, cosa posso fare di meglio per il mio Signore. È questo che noi dobbiamo parlare. Guarda cosa dice l'Apostolo Paolo in risposta a quell'avvertimento di Romani 16. Dice: non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle cose umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Lasciatevi attirare dalle cose umili.
C'è un episodio negli Atti degli Apostoli che mi fa sempre ridere quando lo leggo, ok? L'Apostolo Paolo arriva in una città, non mi ricordo se era Laodicea, e lui comincia a predicare, aveva fretta di partire il giorno dopo, quindi che cosa fa? Fa un culto, ed è interessante i culti come funzionavano nell'antichità, no? Partivano alle 2 del pomeriggio e non si sapeva quando finivano, ossia potevano stare lì 10 ore. Se qualcuno, quando qua arriviamo a 12 e un quarto, comincia a guardare l'orologio, no? Il pastore si è dilungato troppo. E lui comincia a predicare e dice che la parola di Dio proprio che si fece tardi, lui tirava lungo il suo parlare. E lui stesso diceva nelle sue lettere, io sono rozzo nel parlare. E in questo caso tu vai là, in Atti degli Apostoli, tu vedi che lui parla, si fa notte, a un certo punto un ragazzo era seduto sullo stipite della finestra, cade giù e muore. E tu dici, Signore, un apostolo che fa addormentare le persone. Sapete qual è il problema? L'Apostolo Paolo è stato uno dei più grandi predicatori dell'antichità, ma lui era rozzo nel parlare. Non aveva quella predicazione entusiasmante, per esempio, che aveva Barnaba, okay? Che era un o Apollo, che erano dei predicatori che tenevano incollati le persone alle seggiole. C'è anche questo tipo di predicatori, ma lui era un predicatore semplice. Ma la cosa interessante è che quando c'è stato da risorgere a quel ragazzo, chi è stato a farlo? L'Apostolo Paolo. Ha detto, non vi preoccupate, perché la sua anima è in lui. E lui ha fatto un gesto, che è lo stesso gesto che ha fatto Gesù, di risorgere una persona. Sapete perché? Perché il regno di Dio, ascolta quello che ti dico adesso, che ho imparato a mie spese. Il regno di Dio non consiste in parole, ma in opere. Quando c'è da far vedere chi io sono, non devo parlare, devo farlo. E l'Apostolo Paolo parlava e non era capace di parlare, ma quello che lui faceva aveva un effetto nel mondo spirituale. È inutile che noi diciamo tanto se noi non facciamo niente. E la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo essere persone che creano ponti nella nostra Chiesa e non spaccano rapporti. L'Apostolo Paolo faceva questo, entrava nella Chiesa e riusciva a mettere d'accordo tutte le fazioni nemiche una contro l'altra perché lui faceva, dimostrava chi lui era con le sue opere e non soltanto con la sua bocca. Stai capendo la differenza? Smetti di ascoltare chiacchiere su altre persone, costruisci ponti. Non creare barriere, crea ponti, perché è questo che noi siamo chiamati. Guardatevi da queste persone, guardatevi da queste persone. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle cose umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. E ultima cosa, ultima caratteristica numero 3, cattivi predicatori o cattivi operai. Il cattivo operaio promuove se stesso invece di promuovere la grandezza di Dio. Guarda che cosa dice qua, sempre in Seconda Corinzi, sempre la famosa Chiesa di Corinto. Poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci e confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi secondo la loro propria misura, paragonano tra di loro stessi, mancando di intelligenza. Quei tali, guarda com'è duro l'Apostolo Paolo, quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia, la loro fine sarà secondo le loro opere. Te lo riassumo così quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo in questi 2 testi. Dio, per predicare la sua parola, non ha bisogno di stelle. Hai capito? Non ha bisogno né di tecnica né di preparazione. Ha bisogno di umiltà e di un cuore pronto a servire. Tu sai se
Riconosci che c'era qualche teologo preparato nel gruppo dei 12 di Gesù? C'era qualche super dottore della parola di Dio con un dottorato in divinità e maestà? Io quando leggo la parola di Dio mi sconvolgo e dico: Signore, tu hai preso delle persone così semplici, dei pescatori, un assassino. Sapete che Simone era un assassino, no? Non Simone Pietro, l'altro Simone, lo zelota, era un assassino, era una frangia estremista del giudaismo. C'era un incredulo che si chiamava Tommaso, un incredulo, gente, un incredulo. Tommaso era un incredulo, era un ateo, ok? Io non ci credo finché non lo vedo. Che cos'era? C'era un pubblicano che era un esattore delle tasse e lui ha preso questa, scusatemi la parola, questa marmaglia, l'ha presa e da Pentecoste in poi questa marmaglia ha cambiato il mondo. Ha portato la parola di Dio fino all'estremità della terra. E sai perché l'hanno fatto? Perché erano stati con Cristo. E io dico: Signore, è uno schiaffo al nostro orgoglio. È uno schiaffo al nostro orgoglio. Vi dimostro che con quello che io ho li prendo, li trasformo, perché io so che quel cuore è disposto a obbedirmi. Pastore, io non mi sento... Quante volte, adesso faccio una pubblicità negativa ai responsabili dei gruppi di studio, ok? Siete pronti? Jennifer, sei pronta? Pastore, non ce la faccio più, voglio mollare il mio gruppo. Tutti i responsabili dei gruppi di studio sono passati per questo processo. Tutti, ok? Forse uno o due non hanno desistito, ma tutti sono passati. E la mia risposta è sempre stata: Dio ha scelto te e ti chiedo di non mollare. E oggi qualcuno viene a dirmi: Pastore, grazie, perché veramente adesso sto vedendo i frutti di quello che Dio ha fatto attraverso di me. Ma va? Pastore, non sono preparato. Non importa. Dio ti ha scelto perché ha visto in te qualcosa di diverso, un cuore disponibile, umiltà, voglia di servire. Dio sceglie questo. La nostra vita è un libro che le persone di fuori leggono, ok? Oltre che la parola di Dio, perché tanti non hanno neanche la Bibbia in casa, ma la Bibbia che noi mostriamo fuori agli altri sono le nostre vite. E gli altri leggeranno, a volte, forse avranno l'opportunità di leggere le nostre vite come l'unica Bibbia che loro hanno. E quando noi diciamo sì al Signore, anche se la cosa è impossibile, il Signore ci usa. Pastore, è impossibile. È possibile perché Dio te l'ha chiesto. Ma scusa, ma secondo te era possibile che un agricoltore costruisse una barca di 135 metri e diventasse un ingegnere navale? Sto parlando di Noè, se non avete capito. E è possibile? Era normale? Era possibile che un ragazzino di 12 anni, che si chiamava Davide, affrontasse un gigante di 3 metri che aveva combattuto per tutta la vita? Era normale? È possibile questo? Non era normale, però Dio gli ha detto e lui ha creduto e la cosa è successa. E quando io dico sì, io non posso perché non ho tempo. Ora, voglio che tu sia violento con te stesso. E che tu dica: io mi sto autoraccontando delle bugie, perché se il Signore me l'ha chiesto io posso farlo, perché posso farlo attraverso la sua fede. Ti ricordi di quel ragazzo di nome Pietro, che era un pescatore, che era sulla barca e Gesù stava camminando sull'acqua dall'altra parte e c'era una tempesta terribile e il Signore gli ha detto: vieni e cammina con me sull'acqua. Allora, razionalmente parlando, Pietro poteva camminare sull'acqua? Lui sapeva che appena avrebbe messo fuori il piede dalla barca e avrebbe cominciato a camminare sull'acqua sarebbe affondato, è vero o no? Però lui ha detto: se il mio Signore me lo dice, io lo faccio e sarà possibile. Quando il Signore ti sta chiamando a un servizio, stai tranquillo che non ti chiederà qualcosa che è possibile.
perché i progetti di Dio sono alla sua levatura, non alla nostra. Stai capendo? Noi non possiamo fare quelle preghiere che dicono: Signore, dammi un progetto alla mia portata. Questa è la preghiera più sbagliata che tu puoi fare. Però c'è un profumo di galletto alla braccia adesso che mi sta disturbando. È una roba pazzesca. Adesso qua è quasi ora di pranzo. Era solo per sdrammatizzare un po', ok? Non sono diventato un pentecostale. Ma è interessante che, insomma, quando Dio ci chiede una cosa, anche se è impossibile, lo facciamo. Perché? Perché è Lui che ci dà la capacità di fare cose impossibili. Perciò attenzione a queste persone che paragonano sé da se stessi, che si gonfiano, che vogliono essere amate, che vogliono essere adorate come Dio, che vogliono essere apprezzate, perché altrimenti, se non sono in prima fila, no. L'Apostolo Paolo dice: il Signore ci ha messo in mostra come spazzatura del mondo e mi ha chiamato a me come l'aborto, l'ultimo degli apostoli. Permettimi di dirti ancora una cosa prima di chiudere il messaggio. L'Apostolo Paolo, quando ha cominciato la sua esperienza con Cristo nelle prime lettere, ha detto: io sono il minimo di tutti i santi. Questa è la prima cosa che lui ha detto di se stesso alle chiese. La seconda cosa che lui ha detto di se stesso qualche anno dopo, sempre nelle lettere, ha detto: io sono il minimo di tutti gli apostoli. E già era calato, no? Come opinione di se stesso. E l'ultima lettera che lui ha scritto dal carcere, seconda Timoteo, tu vai a vedere, dice: io sono il primo dei peccatori. Ma la cosa che lui ha detto, il Signore mi ha usato, ho combattuto il buon combattimento, ho terminato la corsa, ho serbato la fede. Diffida delle imitazioni. Perciò dice l'Apostolo Paolo, seconda Corinzi 12,9, molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Sapete qual è la caratteristica di un vero predicatore? Non dice io, ma davanti alla parola io ci mette una D e dice: Dio, io sono debole, io fallisco, io non ho capacità, ma il mio Dio è un Dio grande. Sarà così che è il tuo Dio nella tua vita? Diffidare delle caratteristiche dei falsi predicatori. C'è un mercato evangelico molto ben fornito, ma noi dobbiamo prendere queste 3 caratteristiche, ok? E farle nostre e fare una scelta di quello che ascoltiamo, di chi ascoltiamo e di quando lo ascoltiamo. Ma la parola di Dio ci dice tutto il consiglio di Dio, ok? Tutto il consiglio di Dio. Non farti ingannare da una parte della parola di Dio. E se hai qualche dubbio, vieni da me, vai dal pastore Mario, vai dal pastore Caio. Pastore, ho dei dubbi. Ho un dubbio su questo testo, ho un dubbio su questa dottrina. Vieni, parliamone insieme. Se noi non siamo capaci, ci rivolgiamo a qualcun altro, ma l'importante è che tu cerchi sempre che cosa dice la vera parola di Dio, perché i falsi evangeli ce ne sono tanti e i falsi evangelici pure, ok? E vorrei pregare per te. E ti invito già ad alzarti, invito il gruppo di lode, per favore. Voglio chiederti che mentre noi preghiamo, tu possa analizzare quello che il Signore ha lasciato nel tuo cuore questa mattina, ok? Forse Lui ha, nella sua bontà, e veramente questo è successo con la mia vita, ok? Mentre preparavo questo sermone, il Signore mi ha fatto vedere diverse cose che devo cambiare nella mia vita, ok? Perché la prima predica non è il pastore alla chiesa, la prima predica è il Signore e il predicatore, ok?
E quindi a volte le bastonate quando arrivano prima a casa mia, ok? Che non sono bastonate, sono correzioni che il Signore fa nelle nostre vite. E quello che abbiamo ascoltato stamattina deve produrre dei cambiamenti nella nostra vita, perché se non produce cambiamenti noi siamo uditori dimentichevoli e quindi ci auto-inganniamo, ok? E io vorrei chiedere al Signore in questo momento che possa Lui indicarti e lasciarti chiaro che cosa tu devi cambiare, ok? Chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare col Signore e chiedi: Signore, ho ascoltato la tua parola, lo Spirito Santo era qua stamattina, ma adesso ho bisogno di mettere in pratica quello che tu mi hai detto. Signore, tante cose, Signore, sono da sistemare come un grande magazzino pieno di attrezzi, ma tutti scombinati. Ho bisogno di capire da te, Signore, qual è la priorità. Ma quando noi mettiamo la priorità della parola di Dio nella nostra vita e quando facciamo che questa parola di Dio sia un ordine per noi, l'unica cosa che dobbiamo fare è obbedienza. Signore, ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa fare pulizia nelle menti e nei cuori di tutti noi e che il tuo completo consiglio entri nel nostro cuore e che noi possiamo avere una vita totalmente in armonia con te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen, Chiesa. Puoi dire un amen al tuo Signore? Amen. Gloria a Dio. Possiamo continuare ad adorare il nostro Signore con le nostre primizie, con le nostre decime, con le offerte. Che noi possiamo continuare a sostenere l'opera del Signore con quello che il Signore ci dà ogni giorno, ok? Lui chiede soltanto la 10ª parte di quello che ci dà ogni giorno e penso che sia già tanto, ok? Che il Signore ci possa benedire e intanto sentiremo una lode, ok? Vi ricordo di passare come sempre, no, per la corsia centrale e rientrare dalle corsie laterali, va bene? Per una questione di assembramento. Grazie.
Esaltato sia il tuo nome, Signore, su tutta la terra, Padre. Grazie, Signore, per la tua bontà, grazie, Signore, per la tua misericordia, perché tu provvedi ogni cosa, Signore. Noi ti ringraziamo per questo periodo che tu ci hai dato l'opportunità, Signore, di portare, Signore, tutte le offerte alla tua casa, Signore, che tu possa, Signore, benedire ogni famiglia, Signore, questa mattina, Signore, che tu possa, Signore, fare con questi soldi, Signore, possa, Signore, avanzare il tuo nome sulla terra. Grazie di tutto ciò che fai nelle nostre vite, in nome di Gesù noi ti ringraziamo. Amen. Amen. Potete sedervi, vi rubo ancora un minuto per dare un paio di annunci. Allora, uno chiaramente è quello che facciamo tutte le settimane, ma che voglio darvi, che è un appuntamento importante per tutti noi. Noi abbiamo 2 incontri, anzi 3 incontri di preghiera, che stanno per diventare 4, che sono: il lunedì abbiamo un incontro di preghiera per tutte le chiese alle ore 21, ok? Tutti i lunedì noi mettiamo i codici d'ingresso con piattaforma Zoom e passiamo sempre un 40 minuti, a volte anche un pochino di più, rientriamo perché i fratelli vogliono pregare per tante altre cose. Guarda, l'ultima volta eravamo circa in una trentina. Ho detto, Signore, qua tempo fa noi gridavamo al Signore perché eravamo in 7-8, Esther, ti ricordi? A volte ci siamo trovati in 3-4, no? 30 persone per noi è una grande conquista, ma c'è un ma, no? Che siamo in tanti e il Signore ci dà l'opportunità di andare alla presenza del nostro Signore con i nostri fratelli. È un privilegio enorme. Stessa cosa succede il giovedì sera, però alle ore 20. Questo è un incontro specifico per le chiese. Anche qua, piattaforma Zoom, i codici vengono sempre messi nei gruppi. Poi abbiamo un incontro di preghiera degli uomini il martedì, ricordatevi uomini, ok? Martedì mattina, ore 6, va bene? E i codici sempre con piattaforma Zoom. Questa settimana, giovedì, noi cominceremo un incontro di preghiera con gli adolescenti, ok? Pregate per questo alle ore 18, se vi ricordate. Posso dirvi una cosa: adolescenti che si incontrano per pregare è un miracolo. Ci credi o no? Io sono convinto di questo. Un adolescente che prega, un adolescente che affronterà la vita in un modo diverso. E noi abbiamo questa opportunità. Sosteniamo i nostri ragazzi, no? Perché quando si comincia a pregare, che cosa succede? Cominciano le sfide. È normale che sia così. Quindi sosteniamoli attraverso le preghiere degli adulti. Ok? Gruppi di studio. Fratelli, sono felicissimo di dirvi che sto visitando dei gruppi, ok? Ma veramente una gioia immensa. La settimana scorsa ho visitato un gruppo, no? E ovviamente online. Ho detto, Signore, che meraviglia, come si rapportano bene i miei fratelli. Questo studio sulla mutualità ha fatto il suo effetto. No, ha fatto il suo effetto. Veramente sono diventato quasi geloso della responsabile di quel gruppo là. Ho detto, no, voglio ogni settimana, adesso vengo a fare almeno un saluto, no? Perché è bellissimo, ok? Quindi mi raccomando, informati nel tuo gruppo di studio, partecipa al tuo gruppo di studio, perché, come ho detto prima, il Signore ci prepara una mensa piena di benedizioni. Non mancare a questo appuntamento. Ultimo annuncio che voglio dare è domenica prossima, ore 12:30 qua a Treviso, con possibilità di collegamento. Il pastore Mario, che è il nuovo presidente dell'ente ecclesiastico, ha istituito un'assemblea straordinaria per dare delle comunicazioni importanti, ok? Quindi o per presenza o per collegamento, ossia online, tu puoi partecipare semplicemente per ascoltare, non c'è da votare niente, ok? Ma ci sarà da ascoltare queste importanti comunicazioni che il nuovo presidente vuole dare alla comunità, ok? Penso di aver finito, di aver detto tutto. Gigio? Sì? Ok? A posto. Carissimi, ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per chiudere il nostro culto. So che non puoi farlo, prendere per mano il tuo fratello, mi piacerebbe tanto farlo, ma immagina di farlo.
ok? Di uscire di qua con un collegamento, qualcuno ha già fatto la cozza, ok? Ma attenzione perché siamo in zona a rischio. Voglio fare una preghiera in modo che noi possiamo affrontare la settimana con questa consapevolezza che il Signore è con noi, ok? Che la sua parola ci accompagna sempre e che tu sei una persona benedetta da Dio, piena di forza, perché lo Spirito di Dio è con te, ok? Preghiamo? Signore Dio, ti ringrazio e ti benedico per quello che hai provveduto per noi questa mattina. Dei canti, Signore, che ci hanno riempito il cuore. Una parola che è stata predicata e che adesso ti chiedo che possa portare frutto. E adesso, Signore, che noi affronteremo la nostra vita, perché qua ci siamo alimentati, ma adesso dobbiamo andare a lavorare nella tua vigna, fuori. E adesso, Signore, che andremo là fuori, col nostro lavoro, con la scuola, con i nostri parenti, con i nostri amici, vicini di casa, Signore, ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Gesù Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Bene, buona settimana, Dio vi benedica.